In Veneto sono 8 i casi sequenziati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 1 a Padova, 2 a Verona, 2 a Belluno, 1 a Venezia e 2 a Rovigo. BA2, sigla tecnica di questa sottovariante di Omicron, diffusa in diversi paesi europei e già in altre regioni italiane, sembra essere associata ad un aumento della trasmissibilità nei soggetti non vaccinati rispetto ad Omicron, aumento che non sarebbe stato osservato al momento per i soggetti vaccinati. Gli scienziati mettono le mani avanti, serviranno ulteriori studi per comprendere le caratteristiche e determinare l'efficacia dei vaccini. Una notizia che arriva in un momento in cui si stanno allentando le restrizioni dovute alla pandemia, con dati che vedono anche in Veneto un calo importante dei contagi, scesi nelle ultime 24 ore sotto i 10.000, 7.900. Un vero e proprio crollo dei dati sugli attuali positivi, 11.000 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Se calano anche i ricoveri in area medica, rimangono ancora alti i decessi, 39, e i ricoveri in terapia intensiva. Padova, la città con il numero di ricoveri maggiori, che inducono ancora una volta la cautela. Qui a Padova abbiamo ancora 152 persone ricoverate, di cui appunto 26 in terapia intensiva e 29 in subintensiva, e quindi questo è un dato che fa fatica a prendere, come dire, la piega giusta, cioè verso il basso, e che da una settimana circa è stabile, e quindi è un dato che ci fa pensare che sì, la situazione sta andando verso una normalità, e questo è sicuramente un dato buono, però ci vuole ancora prudenza. Serve dunque ancora cautela, e se da venerdì 11 si potranno togliere le mascherine all'aperto, è bene tenerle a portata di mano e continuare con le nuove abitudini dell'igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale. Intanto gli ospedali riprendono le attività ambulatoriali con le visite specialistiche e approntano un piano da presentare in Regione per il recupero di quelle sospese. Un piano che dovremo presentare nei prossimi giorni. Comunque non abbiamo numeri elevati, diciamo così, 1585 sono le prestazioni ambulatoriali da recuperare, un 10% gli interventi che dobbiamo invece recuperare. Noi vorremmo tornare a regime entro giugno, insomma, no? A regime vuol dire recuperare il passato e rispondere alle esigenze attuali.